Sabato scorso 4.016 atleti si sono dati battaglia in un contesto naturale unico al mondo, come le Dolomiti, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Si è svolta infatti la Giro su Tirol Dolomites. I due percorsi di diversa lunghezza, disegnati alle pendici del gruppo del Sella, hanno confermato anche quest'anno la reputazione che la gara si è guadagnata. La prova più dura del mondo e nel contempo quella di maggior fascino, diventata così dopo 7 anni un punto di riferimento nel calendario off-road internazionale. Il suo è un prestigio irresistibile che ha portato sulla linea di partenza atleti di provenienza da 50 nazioni e, per gli italiani, da ben 103 province diverse. Tra essi anche 83 provenienti dal Friuli Venezia Giulia. Grazie. Coloro che non hanno potuto partecipare, ma anche chi non è pronto a una sfida agonistica e si accontenta di percorrere il tracciato con i propri tempi, possono per tutta l'estate andare in Val Gardena e scegliere tra 70 itinerari suddivisi per difficoltà, che toccano anche l'Alta Badia, la Val di Fassa, Arabba e l'Alpe di Siusi. E per i turisti meno esperti e preparati è possibile sfruttare anche gli impianti di risalita.
...86 km di tracciato con 4.500 metri di dislivello in 4 ore, 34 minuti e 51 secondi. È con questa prestazione che il colombiano trapiantato in Italia, Leonardo Páez, ha vinto la massacrante e affascinante gara, scrivendo per la 4ª volta il proprio nome nell'albo d'oro della corsa di mountain bike più dura del mondo. Tra le donne, invece, ha vinto Sally Bingham. Continuano quindi gli arrivi, le mani al cielo, arriva il dorsale 140 nell'abbraccio con Daniele Messi, dorsale 150.